Well, you can tell by the way I use my walk. I'm a woman's man, no time to talk. The music loud, women walk, being kicked around since I was. Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Shogun 2 Total War. Come potete vedere ci ritroviamo nuovamente sulle nostre pianure nella provincia di Yamashiro, pronti a fronteggiare l'esercito, anzi la potenza militare proveniente dal clan dei Fukuyama. Con ben 1755 uomini cercano di distruggere il nostro Pinocchio, seguito da questa recluta del 1945. Con circa 2600 uomini stiamo cercando di respingere questo esercito e ovviamente cercheremo di farlo nella maniera migliore, anche perché disponiamo 4 unità di artiglieria. E ovviamente ragazzi, visto che abbiamo completato il nostro obiettivo principale assegnato dalla campagna del game, cercheremo di trovare un obiettivo secondario che successivamente diventerà primario, ovvero un obiettivo libero all'interno della nostra mappa conquista nel momento in cui finiremo questa battaglia di Kyoto. Quindi se riusciremo a distruggere questa potenza militare dei Fukuyama, andremo nella nostra mappa conquista e vedremo un po' di sceglierci un nuovo obiettivo. Intanto vediamo un po' di fare il sederino al nostro Mitsumoto e teletrasportiamoci nel Benvenuti ragazzi all'interno del campo di battaglia. Ritroviamo una leggera foschia, come potete vedere. Ci sono anche i cannoni di legno nemici che sparano le noci di cocco dall'alto e arrivano direttamente sulle nostre unità nemiche. Intanto ritroviamo numerosi cavalieri che iniziano a fronteggiare il nostro esercito. Intanto prendiamo le nostre unità di cavalleria che sono appena arrivate dal nostro esercito di rinforzo e cerchiamo di stare un po' attenti per contrastare i nemici. Allora, in questa sezione di mappa ritroviamo diverse unità nemiche che continuano a far fuoco. Non possiamo fare altro però che attendere che arrivino, perché le unità di cavalleria intaccano nettamente il nostro morale, perché ovviamente, come potete ben vedere, non disponiamo di unità di cavalleria presenti in questa zona. Vediamo di riuscire ad attaccare direttamente il nemico e di proteggere i nostri cannoni come meglio possiamo. Vediamo il nostro generale se può distruggere immediatamente questi nemici. Attiviamo anche la modalità incita e chiamata a raccolta per aumentare il morale delle nostre unità. Benissimo, ecco che i cannoni tengono a bada il nemico da questa posizione. Andiamo all'interno della nuova sezione di mappa ragazzi. Dannazione, ho perso un attimo di vista le unità. Vediamo un po' questa unità la facciamo andare ormai in corpo a corpo e con questa unità continuiamo a far fuoco. Benissimo, queste unità di cavalieri possono attaccare il nostro nemico, mentre queste unità possono iniziare a circondare il nemico da questa posizione. Allora, le nostre unità di cannoni possiamo smontarle, seguite da queste altre unità per iniziare a far fuoco sul nemico. Benissimo, seguire due fronti ragazzi è abbastanza dura, quindi andiamo avanti con le nostre unità. Ovviamente la cavalleria con sciabola sarà più efficace e faremo fare un bel giro per intaccare le nostre unità dal lato successivo. Allora, queste unità di cannoni hanno terminato la loro azione e adesso inizieranno a far fuoco sulle unità nemiche su questo frontone. Come potete vedere c'è una leggera foschia che intacca il paesaggio e ritroviamo anche diverse unità, ritroviamo anche un bel ruscello che è ottimo per nascondere le nostre unità di cannoni. Ovviamente le nostre unità di cannoni sono aiutate da questo boschetto e vediamo un po' se possiamo smontare queste altre unità di artiglieria per distruggere questi nemici. Andiamo, maledizione, queste cavallerie qui stanno rompendo davvero un po' le scatole. Forza, 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 forza. Vediamo un po' se possiamo distruggerli. Vediamo un po' con la nostra modalità prima persona se riusciamo a fare un bel colpaccio come abbiamo fatto nella partita precedente. No, ormai non serve, siamo riusciti a distruggere le unità. Perfetto, allora le unità di cannoni devono continuare a far fuoco su queste unità. Ecco alcune unità di cavalleria nemiche, guardate quanta cavalleria che dispone il nostro avversario. Andiamo avanti su questa posizione, andiamo con le nostre unità di fucilieri. Portiamo anche la nostra cavalleria, guardate delle unità di kaki con katana che stanno per essere investite da un'orda di cavalieri con sciabola. Benissimo, prendiamo anche questa unità di cavalleria con sciabola. Eccola, anzi no, dov'è maledizione? Non la trovo. Vediamo, eccola qui, la mandiamo direttamente sull'unità di fanteria nemica. Andiamo anche con queste unità in avanti. Perfetto, in modo tale da far fuoco sul nemico. Intanto arrivano le cannonate dalla parte opposta della mappa ragazzi, ecco qui, che intaccano il morale nemico. Wow, ce la siamo cavata davvero molto bene ragazzi, abbiamo distrutto le unità nemiche in un ben che non si dica, abbiamo colto un'importante vittoria, quindi una vittoria decisiva, non c'è dubbio, una vittoria schiacciante, i nemici sono morti o in fuga. Adesso andremo all'interno del nostro campo di conquista, la nostra mappa conquista, per il resoconto e anche per individuare questo nostro obiettivo. Eccoci ragazzi nel nostro resoconto, abbiamo distrutto ben 1730 unità nemiche con ben 25 rimanenti e ci siamo salvati con ben 2000 unità, perse solo 550. Siamo riusciti a rispedire il nostro nemico nel suo territorio, siamo riusciti anche a ottenere un bel grado in più al nostro generale e adesso abbiamo
eretto anche una bella statuina all'interno di quel territorio per ricordare la nostra importante battaglia. Allora, per quanto riguarda il nostro obiettivo, ragazzi, io direi di analizzare la mappa conquista e quanto vedo dalla mappa in alto a destra, noto che ci sono ancora due territori in rosso che appartengono ai Fukuyama, ai Takayama. Questi Takayama, ragazzi, sono davvero una spina nel fianco da quando li abbiamo incontrati. Intanto il nostro reduce della seconda guerra mondiale è appena salito di grado, benissimo, e c'è anche un uomo desideroso di servire, perché no, amico mio, abbiamo abbastanza soldi per arruolarti, ecco qua $1000, sfamati, tranquillo. Allora, come dicevo, ragazzi, i Takayama dispongono di due regioni, una a nord e una a sud-ovest, Iga, la provincia di Iga e la provincia di Ida. Allora, siccome possediamo la provincia di Noto e all'interno della provincia di Noto possediamo un nostro imponente generale, ovvero il nostro daimyo, possiamo far partire questo esercito continentale dal nord, da questa penisola, per cercare di conquistare quindi questi Fukuyama, questi Takayama. A quanto pare il nuovo obiettivo è quello di conquistare quindi questi nuovi ragazzoni e in seguito vedremo. Allora, questa unità di, come possiamo dire, di marina la possiamo portare vicino alle nostre coste in modo da aiutare i nostri uomini, e inoltre all'interno della provincia di Noto possiamo migliorare sia l'agricoltura che l'industria per quanto riguarda la fonderia di argento. Prendiamo il nostro caro generale, lo portiamo vicino al confine con i nostri alleati, pronto a scendere alla conquista della provincia di Ida, che a quanto pare è la capitale. Benissimo, allora all'interno della nostra cittadina di Mino, come potete ben vedere, disponiamo di diverse unità e ovviamente anche il nostro caro Teddy Roosevelt, e praticamente condurremo una bella armata da sud per attaccare la provincia di Ida, ovvero utilizzeremo i nostri Marines americani seguiti anche da questa, anzi no, la nostra fanteria di marina, ragazzi, seguita anche da questa ultima unità che ritroviamo vicino alla provincia di Omi, e manderemo anche un'altra bella unità che è andata in circospezione all'interno della provincia di Wakasaka. Bene, andiamo avanti, avanziamo, e inoltre dispongono la provincia di Iga. La provincia di Iga, ragazzi, verrà adesso verrà scoperta dalla nostra Geisha. La nostra Margot continua a diventare sempre più vecchia, ha ben 25 anni, sono 6 anni che è con noi, complimenti. Wow, non dispone di alcuna unità il nostro nemico, quindi il nostro prossimo obiettivo sarà la provincia di Iga e la provincia di Ida. Quindi queste due province, i nostri eserciti andranno direttamente alla conquista, mentre per quanto riguarda il nostro sviluppo, vediamo un po', stiamo ricercando il fronte inginocchiato. Perfetto, tra 5 turni i nostri uomini impareranno ad abbassarsi e a rialzarsi. Intanto attendiamo ancora qualche turno e attendiamo l'inverno. Anzi, ragazzi, possiamo far aumentare il nostro generale di grado, vediamo un po'. Allora, guida dell'artiglieria ufficiale, stetoscopio, possiamo decidere se farlo diventare un bel medico oppure un artigliere. Per quanto riguarda la medicina, 5% è la velocità di rinfoltimento di tutte le unità, e per quanto riguarda la guida dell'artiglieria, wow, 10% alla precisione dell'artiglieria sotto il comando di quest'uomo, e questo è importante, ragazzi. E allora selezioniamo la via dell'artigliere. Intanto assegniamo anche un bel grado di aggressore, quindi più 6% alla precisione per le guardie del corpo di quest'uomo, più 1 al comando quando attacca da terra o mare, e più 3 all'attacco ravvicinato della guardia del corpo. Benissimo, aggressore. E adesso anche possiamo mettere in fuga le unità che rimangono e vediamo un po' se possiamo avanzare. Perfetto, rimangono solo 17 cavalieri, possiamo risolvere automaticamente la nostra battaglia, perché davvero non importa molto combatterla, e siamo riusciti a vincere davvero in maniera rigorosa e a distruggere il nemico. Vediamo un po', se hai aumentato di grado, amico mio? No. Ok, possiamo avanzare di turno, ragazzi, e vedere un po' che cosa ci aspetta attendendo il nostro caro inverno. Inverno, ragazzi, quando arriverà la primavera, nella morsa del freddo della morte bianca la terra è soffocata, e infatti è arrivato l'inverno, meno 5% alla capacità di movimento degli eserciti sulla mappa. Quindi siamo colmi di neve, ragazzi, facciamo rientrare il nostro amicone in patria per evitare che si logori insieme a tutta la sua truppa. Allora, la nostra Margot mandiamola avanti, alla muta da sub, a lei il freddo non fa nulla. Vediamo un po' cosa possiamo fare. In città possiamo distrarre la guarnigione, mentre a capo di questo esercito c'è un bel capitano che non possiamo affascinare. Allora andiamo all'interno della nostra cittadina di Mino e cerchiamo di spostare queste unità verso il territorio nemico. Bene, avanziamo, trasferiamo il tutto verso questa nuova campagna di conquista. Vediamo un po' se possiamo reclutare anche qualche unità, particolarmente diverse unità di artiglieria. Vediamo un po' cosa abbiamo, dei cannoni Parrot, perfetto, ma mi sembra che abbiamo dei cannoni Armstrong che possiamo reclutare, soprattutto a Totomi, vediamo un po'. No, a Totomi possiamo reclutare la fanteria di marina. Bene, allora all'interno di questa cittadina vediamo se possiamo reclutare anche qualche unità di katana e ovviamente qualche unità di cavalleria.
Bene, ci rimangono 627 monete, vediamo cosa possiamo reclutare. Una bella unità di lancieri che non è utile per adesso. Benissimo, nel momento giusto attaccheremo la provincia di Ida, mentre guardiamo un po' le nostre flotte a sud, come sta andando la situazione. Bene, c'è una nuova flotta in partenza. Che cos'è, ragazzi? Ragazzi, la corazzata classe Ocean. Eccola qui, la corazzata francese che è appena arrivata dalla Francia, appena commissionata. Abbiamo appena preso i progetti dai francesi e possiamo scontrarci contro gli avversari. Allora, avanziamo intanto con questa flotta verso questa rotta commerciale e cerchiamo di unire la nostra Ocean per attaccare queste due imbarcazioni nemiche. Quindi andiamo un po', vediamo se possiamo distruggerli. Ragazzi, dispone il nemico di due unità, una nave con scafo in lastra di rame, anzi due unità con scafo in lastra di rame. Troviamo una fregata in rame e una corbetta in rame. Anche se il nemico dispone di due unità, noi stiamo combattendo con il nostro Rafael Joseph. Guardate un po' il tuo comandante, guardate che forte, con questi baffoni tirato fuori da un quadro dell'800 possiamo combattere contro il nostro generale. Ma questa battaglia, anche se sembra vinta, voglio combatterla immediatamente per vedere un po' come si ritrova questa Ocean, che cosa ha di particolare, anche vederla un po'. Ben ritrovati sul nostro campo di battaglia, ragazzi. Abbiamo trovato un meteo abbastanza favorevole, ci ritroviamo in condizioni secche, quindi davvero molto utile per combattere questa battaglia. Allora, ecco la nostra Ocean, ragazzi, iniziamo ad attaccare. Adesso spiegheremo la nostra formazione. Andiamo con tutte le nostre unità avanti. Siccome le unità avversarie dispongono di uno scafo in legno, analizziamo quindi il fattore di mettere i proiettili esplosivi. Avanziamo con tutta la nostra flotta, ragazzi. Anche nell'Ocean e nella nostra fregata di legno mettiamo i proiettili esplosivi. Allora, sul frontone destro, ovvero, ho messo due unità, ovvero le unità più potenti della flotta, ovvero la nostra classe Ocean. Guardatela un po' che forte, la nave francese di tutto rispetto, che assume i nostri colori. Scafo in ferro, ragazzi, ben 12 cannoni, una portata del cannone 850 e 6000 di solidità scafo. Ci sono 3 lastre di ferro battuto, ragazzi, che si avvolgono sin dalla prua che dalla poppa, e disponiamo i cannoni solo in questa parte centrale dove si ritrova la caldaia principale. Bene, inoltre ho posizionato anche questa fregata di legno che dispone di 26 cannoni, quindi le unità più potenti sul frontone destro, mentre quelle più deboli sul frontone sinistro, che andranno ad eguagliare entrambe le forze, poiché in questa sezione disponiamo più navi. Allora, attendiamo quindi l'arrivo di queste imbarcazioni. Intanto, mentre i nostri uomini si divertono a far spompare le navi, diamo un'occhiata al nostro nemico. Guardate che bel tratto di mare che ritroviamo. Guardate un po', questo mare aperto, oceano pieno, la costa è lontanissima, ragazzi. Ci ritroviamo anche in un mese invernale. Chissà, i soldati sentiranno un freddo cane. Allora, ritroviamo la prima imbarcazione, una bella corvetta in rame. Guardate che forte è lo scafo in rame, però in superficie ritroviamo una superficie in legno, e inoltre la fregata nemica. E la fregata in rame che dispone del tribordo, della sezione a tribordo con un 68,6%, quindi è abbastanza distrutta, e dobbiamo cercare di distruggerle nella maniera più rapida possibile. Eccoci, ragazzi, quasi in portata con le nostre imbarcazioni. Ritroviamo la Ocean, la nostra corazzata, pronta a far fuoco. Vediamo se rientriamo in portata, mettiamoci in prima persona, vediamo un po'. Eccoci, ritroviamo in portata, molto bene. Vediamo i nostri cannoni i frutti che daranno. Eccoli, appena partiti al di sopra della nave nemica. Facciamo partire anche tutte le nostre cannonate da questo frontone. Già è scoppiato un bell'incendio, ragazzi, davvero una potenza dei mari questa nave. Ecco la sua batteria semovente. Dannazione, una nave in fiamme, ma ecco che le nostre navi continuano a rispondere a fuoco. Il fuoco adesso ha superato il ponte centrale, quindi abbiamo un 78% di fuoco al di sopra della nave nemica. Attiviamo la nostra modalità caricamento rapido per velocizzare le operazioni di caricamento. Benissimo, vediamo un po'. Adesso sparerà immediatamente, farà cantare i suoi 6 cannoni, ragazzi. Vediamo un po'. Eccola, ormai la nave è andata in fuga. Ci specializziamo su questa ultima corvetta in rame. Ecco alcune cannonate che si avvicinano, hanno colpito la plancia superiore della nave. Mettiamoci in modalità prima persona e diamo un po' fuoco di copertura alle nostre imbarcazioni. Ecco qua, guardate un po' le navi. L'Ocean dispone di questi cannoni solo nella parte centrale, quindi sia in poppa che in prua non dispone di alcune unità, e questo può essere un male, però i cannoni sono davvero molto ma molto potenti. Ecco la corbetta in legno, ragazzi, che è in fiamme, e stiamo continuando a far fuoco, e adesso provvederemo a un'operazione provvederemo alle riparazioni della nave. Mettete gli arpioni, fissateli nel fondale e iniziate a riparare. Benissimo. Andiamo avanti a tutta forza, vediamo un po' se possiamo conquistare questa nave immediatamente. Avanti, che sta ormai fuggendo.
mettiamoci a bordo della nostra fregata, vediamo di sparare tutti i nostri proiettili. Ecco qui, benissimo, ormai l'incendio non è più domabile. L'abbiamo distrutta, guardate un po', abbiamo distrutto anche la parte anteriore della nave, gli unici cannoni che disponevano. È davvero una importante battaglia, una vittoria decisiva. Abbiamo notato che l'Ocean davvero è il gigante dei mari per adesso, per la tecnologia in cui ci ritroviamo. Spero che il video vi sia piaciuto ragazzi, mi raccomando votate e commentate. Ciao a tutti!